questo breve testo che ho scritto davvero in poco tempo perché spesso non si ha lo stimolo per scrivere qualcosa. A me ogni tanto viene, ma non sempre. Quindi sono stato fortunato e nei giorni scorsi ho avuto la fortuna appunto di poter scrivere queste 4 righe a cui ho voluto dare un nome, 43, un modo per ringraziare le mie scarpe, che sono quelle che mi hanno permesso di conoscere la Sicilia magari meglio di qualcun altro. Il piacere di poter camminare in questa terra attraverso le trazzere mi ha aiutato a crescere e a dare un valore appunto alla bellezza. E quindi l'ho scritto, faccio riferimento in primis alle mie scarpe, scarpe comode, le stesse che da anni mi accompagnano alla scoperta dei luoghi e delle genti che prima di me hanno lasciato il segno dei loro passi su vie di collegamento antichissime, alcune ancora percorse, altre invece dimenticate o lasciate ai racconti dei più anziani o dei pochi appassionati. Ripercorrere le vie degli antenati è come ripercorrere una storia che si respira attraverso l'opera dell'uomo e della natura ad ogni passo. Poeti, viandanti, briganti, ognuno con personale predisposizione, hanno come una spugna raccolto e rilasciato nel frattempo emozioni, le stesse che si percepiscono oggi in cammino. Profumi, panorami, incontri che invitano ad una pacata riflessione, senza che ciò che ci stupisce sia davvero sottomesso a qualche concetto o ragionamento, ma vissuto spontaneamente come bellezza. La bellezza nella semplicità del tutto, dai dolori che accompagnano il viandante alle gioie della contemplazione che ne scaturisce. Un vortice di emozioni che solo la pratica del cammino lento riesce a donare. Muoversi più lentamente di una lumaca o lasciarsi andare all'immaginazione volteggiando come una farfalla è compartecipazione ed elogio della bellezza in sé. Ad ogni scricchiolio delle scarpe sulla terra emerge meraviglia e stupore, come se stessimo girovagando nel mezzo di un bellissimo dipinto trascurato o addirittura dimenticato in cassaforte per troppo tempo. E resti colpito, rapito. Comprendi come la bellezza non ha mai smesso di starci accanto, ma si manifesta solo se ritroviamo il coraggio di fermarci a guardare con occhi nuovi e liberi anche una semplice foglia caduta da un albero, che accarezza quella terra che l'ha generata e nutrita. I profumi poi fanno il resto, come a chiudere il cerchio attorno a quei 5 sensi che in fondo ci rendono vivi. Questo è quello che è uscito fuori. Sicuramente poi ascoltando anche gli altri interventi è venuto in mente qualcosa, perché la bellezza sta, io sono goloso, sta anche nel cibo. Questa terra ci regala luoghi, sapori davvero particolari. Tutto è bellezza, in fondo spetta a noi avere lo spirito giusto per saperle incontrare, poi ce l'abbiamo davanti. Grazie.